Mia cara, davvero non posso aiutarvi, però se non mi dite cosa che vi turba. Non posso, davvero, non posso. Ma non eravamo d'accordo. Avevamo detto che non ci sarebbe dovuto essere nessun segreto tra di noi. Sono così infelice. Tutto è iniziato il giorno in cui mamma ha trovato le lettere di Danzeri. Sì, è vero, gli faceste una sciocchezza. Però come è potuto succedere? Penso che gliel'abbia detto qualcuno, perché è entrata nella stanza e ha marciato direttamente nella scrivania dove li tenevo. Ma chi può aver fatto una cosa simile? Non lo so. Deve essere stata la mia cameriera. O forse il tuo confessore? No, lui non può essere. Mia cara, dovete smetterla di fidarvi di quelle persone, però. È terribile. E oggi invece? Che vi succede oggi? Se ve lo dico dopo voi vi arrabbiate con me. Forse quello che volete. Che io mi arrabbio con voi. Vediamo. Non so come dirvelo. Ok, forse sto già iniziando ad arrabbiarmi. Questa notte Sì. per poter scrivere a Danzeri ho dato le chiavi della mia stanza a Messie de Valmont e lui questa notte le ha usate. Io pensavo che lui fosse venuto solamente a darmi delle lettere, però non è stato così. E quando ho capito per cosa era venuto, ormai era troppo tardi. Voi siete così sconvolte perché Messie de Valmont vi ha insegnato una cosa che morivate dalla voglia di sapere. Come? Volete farmi credere che è lo stesso che mette in ordine le idee alle ragazzine ha confuso le vostre. Io pensavo che voi me ne sareste stata sconvolta. E dite mi avete resistito. Sì, certo, più che ho potuto. Ma lui vi ha costretto. No, perché quando io provavo a difendermi ho capito che era impossibile. Eravate messo legata. No. Ho un modo di mettere le cose a cui è impossibile dare una risposta. Neanche un semplice no. Io continuavo a dire di no, ma in qualche modo con il corpo continuavo a fare il contrario. E poi Sì. io ho detto che potevo tornare questa sera. Come mi vergogno. Mia cara, la vergogna è come il dolore. La provi una volta sola. E questa mattina poi è stato orribile. Ho appena visto mamma, sono scoppiata a piangere e non ho potuto farci niente. Potevate dire tutta la verità. A quest'ora le vostre valigie sarebbero fatte e voi in partenza per il convento. Che cosa devo fare? Lo volete davvero un mio consiglio? Lasciate che Messie de Valmont continui le vostre istruzioni. Convincerete vostra madre di esservi dimenticati Danzeri e non cercate di ostacolare il vostro matrimonio, però. Come sia Gerard? Quando si tratta di un matrimonio uno vale l'altro. E anche il più intrattabile alla fine è meno incomparabile di una madre. E con Danzeri? Sembra molto paziente di carattere. Una volta sposati potete vederlo quando volete. Ma io pensavo che, anzi no, sono sicura. Quella volta all'opera voi mi avete detto che una volta sposata sarei dovuta rimanere fedele a mio marito. Mi sa che eravate distratta. Chissà cosa avete sentito. L'opera probabilmente. Quindi voi mi state dicendo che io devo fare quella roba con 3 uomini diversi. Vi sto dicendo che se prendete qualche minima precauzione potrete farlo dove volete, con chi volete e quando volete. Il nostro sesso ha pochi vantaggi, almeno approfittate di quei pochi, no? Ecco vostra madre. Ricordatevi quello che vi ho detto e smettetela di prima.